Allora, siamo ritornati in onda, stiamo parlando del primo Mm? capitolo Come dedicato alla avere sanità per così, risolvere alcune questioni, poi ci spacchettato. portiamo anche naturalmente sulle pensioni. Sperotto. No, mi sembra che passare dalla sanità alle pensioni sia... No, no, siamo sempre sanità, siamo sempre sanità. No, io credo che intanto va dato un giudizio sul piano sociosanitario presentato dalla Regione Veneto, che Quello che si stava dicendo un po' ecco, adesso. da tutti quanti condiviso. Cioè, nel senso che mi sembra che ci sia, come mai un piano ha avuto il consenso generalizzato da parte delle organizzazioni sindacali, da parte delle forze politiche, eccetera. Il problema che ha questo piano è questo, che se c'è una parte del piano che non funziona, crolla totalmente l'impianto, per cui deve funzionare dall'ospedale hub, come è stato definito, all'ospedale di rete, ai posti di letto di comunità, al distretto, alla medicina, ai medici di medicina generale, come in termini di unione, eccetera, che all'interno dei distretti ci devono essere le specialità, ci devono essere come le tecnologie e via dicendo. Detto questo, cioè, nel Veneto ci troviamo con una sanità di eccellenza e ci troviamo con una sanità che qualche volta barcolla. Come in tutte quante le realtà, no, non è come omogenea la presenza della sanità nel nostro territorio con gli stessi standard qualitativi. Per esempio, nella mia URSS, per quanto riguarda le analisi del sangue, noi facciamo una telefonata, arriviamo alle 7 del mattino, alle 7 del mattino in punto, se sbagliamo di 3 minuti, abbiamo perso il posto, però da 4. La Centina? Sì, l'Alto Vicentino funziona, la 4 funziona come, ha una serie di servizi che funzionano in maniera eccellente, come la medicina sul territorio, come l'ADI sul territorio funziona da tempo, eccetera. Altri posti come non esiste, cioè nel senso che è tutta quanta da immaginare. Per cui da una parte ci troviamo con come proiezioni avanzate, dall'altra parte con proiezioni arretrate. Qual è il problema? Che chi è avanzato, quel piano calza a pennello. Quelli che sono arretrati dovranno arrancare come maledettamente, perché le risorse saranno come risorse scarse, adesso tanto per dirla, non solo i 2 miliardi di ticket, ma come nel 2014-2015, no, nei prossimi piani la spesa sanitaria sarà ridotta di un ulteriore miliardo nel biennio prossimo, per cui ci troveremo con le stesse risorse, con meno risorse. Questo è il problema sulla sanità. Io credo che sia anche sbagliato parlare di posti letto come in astratto, cioè nel senso che i posti letto sono in funzione dei tempi di terapia necessaria all'interno della struttura ospedaliera. Poi dopo io ho un giudizio che forse meno restiamo all'interno, qualche malattia ce la risparmiamo, perché da una parte ci guariamo, dall'altra parte si rischiano di prendere delle malattie trasmesse all'interno della struttura, perché in realtà è un luogo di forte contaminazione. Basta che la struttura periferica se si applicassero dei costi standard, il Veneto ne avrebbe ben di più dei soldi che riceve oggi. Possiamo discutere. Si arriverà anche a questo. Possiamo discutere Tomasi, anche di questo. Speriamo. Non è scontato. Facciamo due Dipende conti. da come li applica. Nel Veneto è 1.600 euro per abitante. Ci sono regioni come il Lazio, come la Campania e come la Sicilia in cui sono 2.000 euro per abitante. C'è una buona Facciamo fetta di due verità conti, in quello che lei dice, ma non è tutto così. Padrin, perché secondo credo che si arriverà a questo, nel senso che l'orientamento ormai che riguarda la sanità come altri servizi, come le questioni legate agli enti locali, insomma c'è un lavoro in corso, credo che tornare indietro sarebbe follia pura. Però sulla questione del sistema sanitario veneto e soprattutto su quello che è il contenuto del piano che state per portare a compimento, c'è sì una grande partecipazione, una condivisione molto forte, però c'è un passo secondo me che in generale ma anche in Veneto bisogna fare, che è quello di cercare di attuare veramente quello che è la necessità di un forte sistema di cure delle acuzie, quindi la razionalizzazione della rete ospedaliera va perseguita fino in fondo, non lasciare zone dove si fa e zone dove non si fa, perché questo significa mettere in circuito risorse e soprattutto mettere in circuito risorse per il territorio. Ha ragione Spessotto che
questa cosa della diversità sul piano di erogazione di servizi sul territorio regionale è un problema. Quindi noi dovremmo fare un buon servizio ai nostri cittadini e cercare di elevare la qualità in termini generali, ma soprattutto portare più su quelli che oggi stanno un po' soffrendo da questo punto di vista. Noi abbiamo fatto un documento come ANCI inviato alla Regione, ne abbiamo discusso anche nell'audizione, che aveva un'impronta ovviamente di carattere generale, però per noi per esempio la valorizzazione delle differenze del territorio, la montagna piuttosto che la laguna, va attuata senza mettere in sofferenza le aziende che hanno la gestione del budget, perché ovviamente bisogna che tuteliamo tutti i cittadini. Dopo io capisco che è complicato e difficile, però insomma se si fa un buon lavoro da questo punto di vista, sia nella programmazione, io non sono così spaventato dei project, ecco, lo dico subito perché se sono gestiti bene sono una grande risorsa, perché lo Stato non ha le risorse. Ma in sanità in qualsiasi settore, se sono gestiti... Ma sanità no. Guardate, io non sono spaventato di metodi nuovi se gestiti bene. Lo dico perché nei comuni questa cosa viene realizzata abbastanza frequentemente. Ci sono dei buoni esempi in sanità, non sicuramente al Veneto e nelle realtà che conosco io non ce n'è uno. Io non penso che dobbiamo metterci la benda di fronte a una opportunità che c'è. E credo anche che la integrazione con il territorio sia essenziale per migliorare i servizi. Allora lì bisogna puntare in futuro, perché l'accordo che oggi anche attraverso le norme regionali, no, la costituzione delle UTAP e via dicendo, deve essere un'ulteriore opportunità per migliorare le cure primarie, perché altrimenti è un modello che se fallisce ci mette in ulteriore sofferenza. Poi sul piano dei costi io credo che i cittadini ci chiedono di essere curati il più presto possibile, e quindi sia nella diagnostica che poi anche nelle cure delle acuzie, e soprattutto quello che è poi il lavoro che si fa sul territorio in tutto il settore degli anziani, dei disabili, via dicendo, che hanno bisogno comunque di cure sanitarie. Bisogna che da questo punto di vista noi riusciamo a integrare molto il lavoro dei medici di base rispetto ai medici ospedalieri. Io ho fatto un'esperienza straordinaria a Marcon, nel mio distretto, dove la condivisione dei medici dell'ospedale con i medici di base sulla presa in carico dei pazienti e via dicendo era immediata, concordata ed efficace. E quindi quando ci sono queste risposte sul territorio è evidente che il cittadino prima è più soddisfatto, ma soprattutto viene seguito, curato, viene preso in carico effettivamente. Però c'è ancora la questione aperta dei medici di base comunque. Ma però lì va lavorato molto nei confronti del direttore piuttosto che il direttore sanitario, cioè ci sono opportunità da questo punto di vista. Io non nascondo che ci sono difficoltà, magari non ci fossero, ma ci sono, però va perseguito il progetto, va attuata quella che è una politica che ovviamente riscontri le esigenze che emergono dal territorio. Quindi io credo che da questo punto di vista, come diceva Pipitone, la questione del piano sanitario adesso è, diciamo, tutto sommato completa. Ecco, sulle schede ospedaliere, ecco, onestamente, l'orientamento dell'ANCI è che non dobbiamo ancorarci e appendersi o tenere fermi gli ospedali sul territorio se non hanno più senso, logica dal punto di vista della loro esistenza, perché oggi gli interventi che devono essere fatti all'ospedale sono quelli delle cure delle acuzie. Avere un ospedale piccolo che serve 3 specialità e non ha risposte su altre, cioè non ha molto senso. Ecco, io conosco per esempio, perché su questo ne abbiamo parlato molto, ricordo che c'è un organismo che si chiama Federsanità, che è composto da sindaci e direttori generali, che funziona regolarmente nella nostra regione, che per esempio la questione legata al veronese deve essere, possiamo dire, accelerata un po' nella razionalizzazione, che mi sembra che oggi ancora si stia tentando, no, di rinviare alcuni processi di razionalizzazione. Capisco che la chiusura di un ospedale che è lì presente sul territorio diciamo da sempre, sia una sofferenza non vederlo più, non averlo più lì a disposizione, ma non è con quello che noi rispondiamo in modo efficace alla domanda di salute che ci viene dal territorio. Presidente, deve aggiungere qualcosa o passa il testimone? Padri, cosa dici? Intanto dobbiamo informare i telespettatori che perché ci sono, è vero, le sanità anche nel Veneto.
cioè ci sono dei punti di eccellenza e ci sono dei punti invece di, non chiamiamolo degrado, ma di minore efficienza sicuramente. Dove la sanità è più costosa c'è la maggiore insoddisfazione dei cittadini, che si manifesta attraverso le fughe, attraverso l'esodo. Cioè uno non va nell'ospedale di propria competenza, territorialmente, dove ci sono determinate specialità, ma va da un'altra parte, il che ha creato una situazione che è paradossale se noi pensiamo che il quinto ospedale del Veneto per produzione di servizi è Negrar, che è un ospedale privato di proprietà di una fondazione religiosa, tecnicamente un ospedale classificato, che viene prima degli ospedali di Mestre, oltre che prima di Rovigo e di Belluno. Quindi questo ci dà una dimensione, dove c'è più spesa c'è meno qualità, e questo avviene anche a livello nazionale, cioè dove la sanità costa di più. Quindi è importante acquisire questo concetto per i cittadini, che è l'efficienza quella che è meno costosa dell'inefficienza, ed è un rapporto. Dopo c'è un'altra questione, che quando si discute con interlocutori qualificati, nel senso che hanno cultura e senso di responsabilità, quello che dice l'ANCI lo dicono anche i sindacati, lo dicono anche i medici, e cioè un discorso molto sano è quello di dire riduciamo il numero degli ospedali e qualifichiamoli meglio, perché è lasciando stare la rete dell'urgenza e dell'emergenza, che è una rete per conto suo. Qualifichiamo gli ospedali, rendiamoli più efficienti anche tecnologicamente, facciamo gli investimenti, li riduciamo, perché per restare ricoverato 3-4 giorni uno può fare 10 km in più, perché è importante che abbia vicino a casa il servizio per il malato cronico, per quello che deve farsi visitare 2 volte alla settimana. Quello è importante che sia vicino. Ma basta che ci sia, cioè ricollegandosi a questo che venga. Però quando c'è un primario che è preoccupato per la sua apicalità e si mette a raccogliere firme, 5.000 firme, perché poi le persone dicono ci vogliono chiudere l'ospedale, firma contro la chiusura dell'ospedale. Anche qua io non vedo grandi prese di posizione dei comuni, dei sindacati, dei medici. Sì. Cioè a 4 occhi tutti ti dicono sì, però di fronte, e questo influenza negativamente la politica, perché noi abitiamo in un paese dove le elezioni sono sempre dietro l'angolo, certo, o quelle comunali, o quelle regionali, o le europee, o le politiche. Qui votiamo sempre, e con una classe politica debole, e non farei tante distinzioni in questo momento tra di qua e di là, con una classe politica debole, queste cose qua vengono tutte pagate sulla pelle dei cittadini. Certo, come sempre, infatti. Però c'è da dire che la sanità in Veneto da almeno 20 anni insomma, è gestita da una classe politica, ecco, per cui alcuni effetti sul piano, per esempio, della razionalizzazione della rete, se venivano adottate prima queste scelte, probabilmente avremo una condizione un po' migliore. Adesso io non voglio fare un ragionamento di andare a ricerca del responsabile, diamo la dimensione. Però insomma ci sono delle cose che si potevano fare a suo tempo. Volevo dire che questo è un argomento che ci appassiona. Voglio dire, quando vedo che gli esponenti del centro-sinistra sposano le battaglie residuali, sì, in alcuni casi è vero, di un briciolo di consenso, dico, siamo veramente rovinati, nel senso che ce n'è per tutti, padrino, però ce n'è per tutti, forse in particolare per chi ha avviato la dimensione, come diceva forse a Verona non è il caso del centro-sinistra, non mi escludo, però voglio dire, insomma, no? nel momento nel quale un gruppo di persone che dimostra di avere o fa finta di avere o illude di avere un certo consenso,
lo mette all'asta, anche qua in modo figurativo, d'accordo. a chi lo sostiene. Sono Cioè, d'accordo. vediamo Sì, che ci sì. sono prese di posizione Sì, che sono hai ragione, antistoriche. È questo che non capisco. Io infatti volevo dire una cosa, infatti, no? sì. Per dare la Sì. dimensione. No, tanto io e lei facciamo sempre i match quando ci incrociamo, ma è giusto che sia così. Cioè, intanto il professore con cui si è aperta la discussione oggi dava la dimensione nazionale, ok? Prima questione. E la dimensione nazionale dice appunto che il malaffare, il malcostume, la corruzione, insomma, l'inefficienza, eccetera, eccetera, pesano come un macigno, no? Sul costo della sanità nel nostro paese, perché se togliessimo quella roba lì avrebbe un'altra dimensione e sarebbe esattamente la fotografia che ci dava Mantoan. Prima questione. Io non lo so se in Veneto siamo in grado di dire che tutte queste inefficienze le abbiamo tolte. Aspetta che arrivo. Io mi permetto di dubitare anche in ragione delle cose che appunto il responsabile dell'ANCI prima diceva. Se andiamo a vedere com'è, e lo diceva bene anche Sperotto, la geografia della sanità in Veneto, che è una sanità che ha perso, lo diceva anche il responsabile, un componente della quinta commissione prima, che ha perso la dimensione integrata, il modello tradizionale e che l'ha resa famosa in tutto il mondo, perché la dimensione del sociale di integrazione in un qualche modo si è persa. Perché? Perché la quantità, i duplicati, eccetera, di modello ospedaliero, di ospedali che si sono prodotti qui, hanno mangiato soldi, nel bene o nel male. Lavorare esclusivamente sull'emergenza costa un sacco. La maggioranza dei cittadini che usano il sistema sanitario sono persone anziane con polipatologie, cronicità, e dicevano bene coloro che sono intervenuti prima di me, non hanno bisogno di ospedali, se non nel momento dell'acuzie, hanno bisogno di un altro tipo di sanità che in Veneto c'era e che nel corso di questi 10, se non voglio datare, però in questi ultimi anni si è persa, prima questione, quindi dobbiamo riorientare. Io non so se si possa dire chiudiamo gli ospedali, è una bruttissima parola, e se non si rieduca, rieducano i cittadini e le forze politiche ci mettono la faccia come ce la mettiamo noi, è evidente che nel momento in cui tu non gli dai l'alternativa e sulla stampa o chiunque dice te lo chiudo si arrabbiano. E come? Vorrei vedere se non c'è l'alternativa. E invece la politica dovrebbe mettersi al servizio in questo senso. La seconda cosa che vorrei dire è questa. Quindi dobbiamo riorientare, non chiudere gli ospedali, riorientarli, riutilizzarli per fare delle altre cose. Medicina di territorio, offrire ai medici di base quelle sedi lì in cui possono trovarsi. L'ultima cosa che volevo dire è che la sanità mediamente nelle regioni occupa nel bilancio regionale l'80, 75? 70. Ma vari, adesso non ho gli ultimi. Secondo me, guardate, diciamo ufficialmente questo. Se poi ci mettiamo i trasporti, a quanto arriviamo? Al quasi il 90% dei trasporti. Voglio dire che in particolare sulla sanità ci si spende una buona fetta di elezioni amministrative e c'è un business micidiale, chiaro? Questo che voglio dire. Per cui o la regione, era questa la sfida anche che partiva da quel convegno di cui, con cui si è aperto, prova davvero a metterci tutto, cuore, anima, testa, visione se ce l'ha, no? Nel riorientare, nel salvare il sistema, altrimenti è legittimo pensare che la sanità è un business. È un business per i privati e anche per le forze politiche. Non per difendere gli ospedali, è perché molto spesso l'ospedale si difende per una ragione banalissima. Di domenica non c'è servizio, di sabato non c'è servizio, di notte non c'è servizio. È evidente che l'unico punto di riferimento, se uno ha sul piano personale delle emergenze, se ha come dire, no, un malessere, non sa dove rivolgersi, si rivolge direttamente all'ospedale. Allora le cose che diceva prima Rita, cioè sostanzialmente che i servizi dovrebbero precedere la chiusura dell'ospedale, non sempre questo avviene, per cui molto spesso si fa l'operazione chiudiamo l'ospedale, no, e non ti diamo nessuna alternativa, dovremmo costruire l'alternativa. Però i dati dicono che il maggior numero di eccessi
percentuali ai pronti soccorsi avviene di giorno feriale in orario diurno. Sì, assolutamente. Ecco, Questa, allora questa è bisogna... statistica, Sì, sì. quindi vuol dire, è vero quello che dice lei, dice sempre ma che c'è un senso di paura quando, ma in realtà le persone vanno quando potrebbero trovare qualcos'altro che è evidente che il sistema deve Sì, offrire, vuol dire- perché se il sistema non lo paura offre, che non Cioè, dia vuol dire- garanzie. mica deve farsi l'autodiagnosi Appunto. e come fa a sapere No, perché- se ha mangiato troppe trippe o se ha un infarto in corso. Vuol dire, Ecco. vuol dire una cosa Però- molto semplice, che, sì. che l'altro pezzo che viene Ti dà- prima dell'ospedale o i pezzi che non vengono funziona, prima non o funzionano. non funziona come dovrebbe. Appunto. Questo era quello che volevo mettere in evidenza. Per cui la chiusura di un ospedale che ha scarsa qualificazione suscita resistenza da parte della popolazione proprio per i È una motivi che abbiamo risposta studiato. all'emergenza. Esattamente, cioè nel senso che è l'elemento di sicurezza che io mi trovo nel mio territorio. Ma che Questo, conosci come- anche, di conoscenza, dico io. Sì, perché poi dopo il resto non ma è che un'altra lo cosa che sottolineava l'onorevole Padrini, Non sono- Lo diventerai, lo diventerai. no, ma onorevole come sì, ma anche i consiglieri regionali sono onorevoli. Cioè forse qualche ospedale cosiddetto hub non ha, come dire, il flusso di domanda o di partecipazione, si dovrebbe interrogare quella struttura, perché molto probabilmente il paziente diventa 2 volte paziente. Cioè, anziché, come dire, essere accolto, oltre che essere paziente, deve restare anche paziente. Questo è uno dei problemi che alcune strutture ospedaliere hanno nell'accoglienza del malato. Passi in avanti sul piano dell'accoglienza e dell'umanità delle strutture ospedaliere generalmente è stato fatto nel Veneto, ma ci sono ancora, come dire, strutture che sono fortemente arretrate, e questi sono anche gli elementi che generano immigrazione. Per tirar su un questo è il reparto ci problema. vogliono 10 anni per portarlo all'eccellenza. Questa Però è la se- realtà. Pipitone. Non è proprio così. No, io torno all'esempio che ha fatto Padine perché dà il senso di quello che dovrebbe essere una buona sanità pubblica, perché sia io che Padrin, pur da posizioni politiche opposte, lo può testimoniare, si lavora assieme per il bene della comunità veneta. Allora, Negrar, bisognerebbe andarla a visitare. Dove si trova in provincia? Spieghiamo chi non conosce. È attaccato a Verona, Provincia di Verona, provocatoriamente. Alle è spalle più di grande Trento. sembra più grande l'ospedale che tutto il paese. Però, Certo. Però, cosa c'ha Negrar di particolare? Che sono andato a cercare il primario di oculistica in giro per l'Europa e hanno preso una bravissima collega italiana che stava a Berlino. Sono andato a cercare un bravissimo neuroradiologo italiano che stava, Stati mi Uniti? pare, in Svezia, se non ricordo No, male. Stati Uniti. Stati Uniti, ed giocato sulla qualità. hanno apparecchiature sofisticatissime e le ultime uscite, quelle più innovative. E allora, questa una sanità pubblica deve fare. Perché, Dovrebbe riuscire a perché fare. dicevo prima c'è un declino della sanità pubblica della nostra regione, anche se è sempre una sanità di qualità, abbiamo delle eccellenze importanti, abbiamo 2 università importantissime, l'Università di Padova è importantissima, quindi cerchiamo ovviamente di capire quello che voglio dire. E perché c'è una quantità sempre maggiore di veneti che si fa curare da altre parti e sono anche meno quelli che arrivano da altre regioni? Perché c'è un abbassamento della qualità. E mentre in questi anni la classe politica di cercare, come ha fatto Negrar e come ha fatto qualche altro, i migliori professionisti in giro per portare qualità e sicurezza, perché io se mi devo far curare un ginocchio non c'è bisogno che vada a Milano come ha fatto un mio amico la scorsa settimana, ma me lo faccio curare qua a Padova o in Veneto se ho il bravo professionista e la struttura di eccellenza. Quindi cosa ha fatto invece la classe del Veneto, che notoriamente non è di centrosinistra, Leo scusami, ha preferito mettere, a parte qualche eccezione che poi c'è sempre, di solito bravi colleghi, ma non forse quelli che meritavano. Era forse meglio mettere un amico a primario piuttosto che quello che magari meritava un po' di più, magari quello Fosse che... così il sistema sì. avrebbe già collassato. Sì.
Che poi ci possono essere esempi negativi? No, per carità. no. Però- Io dico, se noi avessimo cercato sempre l'eccellenza, siccome, guarda, siccome nessuno di noi è nato ieri e sappiamo benissimo che quando si fanno i concorsi non è che c'è chi arriva primo, ci sono quelli che superano la prova e poi decide il direttore generale. Mentre se forse cambiassimo i criteri in cui chi arriva è un primo problema vince che abbiamo sarebbe in meglio. Italia. Ma al di là di questo c'è l'opportunità, perché c'è una legge che consente di andare a trovare le eccellenze. Negraro non fa mica concorsi. Tommaso. Ma infatti la va a prendere, direttamente. Pipitone, però Infatti lo va a prendere direttamente. Io non vorrei... Quindi io non voglio dire che stiamo attenti ora, non è che io mi voglio fare la sanità pubblica che diventa una sanità privata, però è il modello della qualità, delle eccellenze. Allora, purtroppo il ragionamento non è così. Un'altra cosa e chiudo, In Italia ma anche forse non quando è così, facciamo c'è problema in Italia. Veneto delle leggi molto buone ed eccellenti, ne faccio una che conosco benissimo e Padrini sa che su questo sto rompendo le scatole in maniera forsennata. Abbiamo fatto una legge sul diabete che è stata presa ad esempio da tutta Italia, l'abbiamo fatta la proposta io e un'altra l'ha fatta Sandri della Lega, l'abbiamo messa assieme, abbiamo lavorato con Padrini tutti assieme, votata all'unanimità. Una legge che consente di curare al meglio in una organizzazione di rete diabetologica omogenea che non ha eguali in Italia. Siamo stati chiamati in Parlamento a discuterla, è diventata punto di riferimento. Questa legge, per farla applicare, stiamo diventando pazzi. Ora, per fortuna, forse 250.000 pazienti, io sono diabetologo, tanto per essere chiari, 250.000 pazienti diabetici in Veneto. 120.000, 130.000 che hanno una forma di prediabete o hanno già un diabete e non sanno Quindi di a livello averlo. attuativo ci sono Una dei problemi famiglia su concreti. 4 che comunque è interessata perché o ha un diabetico o comunque ha un il problema soggetto. qual è principale Quindi, per cui non si il riesce? problema qual è? Che ad oggi anche nel piano che abbiamo fatto delle schede ospedaliere è stata totalmente stravolta la legge, sono stati tolti i servizi di diabetologia, adesso è stato fatto un decreto, devo rendere atto a Mantoan e all'assessore Coletto che abbiamo organizzato un gruppo di lavoro per strutturare la rete diabetologica, ma la legge è stata spiegare che è stata approvata nel 2011. Che l'elemento dirimente di tutta questa questione è la flessibilità, e cioè che ci sono territori dove ha senso che ci sia una struttura complessa con un primario, ma infatti ci sono l'abbiamo territori dove ha senso che ci sia una struttura semplice a valenza dipartimentale, ci sono ambiti dove basta una struttura semplice, e questa è la difficoltà di modulare il servizio. La cosa è qui è semplicissima, importante vabbè, la andiamo prevenzione, avanti, ma la cosa è molto semplice, lo studio si può fare, attraverso perché la gli legge è molto screening chiara. e via dicendo, che certo. per fortuna il Veneto, no, io volevo un po' riallacciarmi al ragionamento che dopo faceva andiamo prima il subito in pubblicità consigliere perché siamo in ritardo. Pipitone. Intanto io darei, non lo do per scontato, però insomma l'esperienza che c'è anche dal punto di vista degli enti locali è che i nostri ospedali sono certamente di un livello abbastanza, se non vogliamo dire molto Ci elevato. mancherebbe, sono d'accordo, ma ci Quindi mancherebbe. insomma, cioè io Nessuno ha detto il l'immagine contrario. della sanità ospedaliera veneta credo insomma che sul piano italiano sicuramente è tra le elite. Ecco, Io lavoro in ospedale, Quindi, tanto per essere chiari. il problema che pone però Pipitone delle alte professionalità, che un ospedale come quello di Negrassi va a cercare in giro per il mondo, non è che i nostri direttori non abbiano questa cura. Il problema è che bisogna investire sulla crescita delle professionalità, ed è per questo che è molto importante l'integrazione con le università che hanno il compito di preparare i specialisti all'interno degli ospedali. E su questo probabilmente c'è ancora da lavorare, credo, Padrini. Cioè, nel senso cambiare però che quelli anche che ha preso contenuti, Negrassi della sono formazione. formati in Italia, Certo. che sono andati vanno all'estero, a lavorare quindi li abbiamo all'estero, formati sì. noi, sono stati costretti ad andare via. succede Stiamo Perché attenti, anche su questo c'è una Stiamo sorta di attenti. mercato, però- no? E Da per chi cui sono stati bisogna costretti? cercare di Però creare anche le i condizioni. contenuti Se non della trovano spazio, formazione non sono più all'altezza anche in Italia. Ma insomma io Questo viene so di fuori. molti primari che scelgono di venire in Veneto perché ci sono reparti preparati in modo adeguato per ricevere la loro mancherebbe, professionalità, ma questo anche noi lavoriamo per in migliorare, passato. non È evidente che però da questo punto di vista la questione legata all'integrazione tra ospedale
e territorio è ancora più importante. Certo, ma questa va attuata. Perché Questo pezzo non è, cioè non insegnano la relazione nel formare, ma questo è importante, ma cioè, difatti- secondo me questo processo può avere in prospettiva una possibilità di evolversi anche meglio se questa cosa, nel momento in cui si forma il medico, adesso io sto per quello che mi dicono, non sono medico, ma questo vale per gli infermieri, vale per un sacco delle professioni, tranne quelle sociosanitarie specifiche, che quello ce l'hanno nel DNA, insomma, no? Proprio della formazione, ma per le professioni puramente sanitarie il tema della relazione, a proposito di accoglienza, di come si accolgono e dell'integrazione territorio e ospedale, è uno dei pezzi che non viene insegnato nelle nostre università. Quindi un fattore culturale. Questo Rapidissimo, ci siamo in probabilmente pubblicità. sì. Questo probabilmente sì, però credo che il lavoro fatto anche dagli amministratori locali all'interno delle conferenze dei sindaci e via dicendo sia cresciuto, stia dando dei risultati in questo senso. È chiaro che da questo punto di vista è importante la razionalizzazione della rete, perché se non c'è la razionalizzazione della rete e contemporaneamente deve crescere il lavoro sul territorio, quindi travasare budget, che oggi si fa ancora molta fatica, e qui c'è resistenza da parte dei primari indubbiamente, perché la contrattazione ovviamente passa anche attraverso questo. È evidente che si fa fatica a far avviare in modo più celere questo processo, ed è evidente che questa cosa ovviamente deve interessare tutte le parti, perché qui il problema delle resistenze sul territorio c'è, è innegabile questa cosa, no? Non lo possiamo disconoscere. Comunque la cosa adesso, siccome dobbiamo andare assolutamente in pubblicità, e il capitolo sanità richiederebbe puntate intere, perché effettivamente è vastissimo. Io volevo affrontarlo perché è legato all'aspetto delle pensioni, cioè dove la sanità ci costa di più oppure non è fruibile, non è organizzata sul territorio come dovrebbe, diventa inaccessibile poi ai cittadini che hanno difficoltà economiche, lavoratori che perdono lavoro, ne abbiamo sempre, pensionati che non hanno rivalutazione, per cui era un capitolo che tutti ci chiedevano di affrontare ed era doveroso affrontarlo. Detto questo, è un passaggio culturale che va fatto, ci sono dei pezzi che devono essere sistemati, l'impianto legislativo normativo va bene, va capito, ci deve essere la partecipazione delle parti sociali, questo andrà completato e vi renderemo partecipi di questo con le vostre segnalazioni che possono aiutare naturalmente gli operatori dei vari settori a renderlo sempre migliore. Andiamo subito in pubblicità, poi torniamo insieme e affrontiamo il capitolo pensioni e vediamo che cosa si apre nel versante pensione sociale naturalmente.